Ciao a tutti! Iniziamo con una riflessione. Durante questi mesi di lockdown e di isolamento forzato a casa abbiamo subito una mutazione improvvisa e siamo diventati studenti a distanza. Questa didattica online ci ha permesso di sentirci ancora uniti, di appartenere ad una classe anche se virtuale, di apprendere e di affinare certe abilità ed attitudini. Importante è l'ascolto. Sembra banale. Abbiamo imparato a dare più peso alle parole dei nostri prof e che cercano disperatamente di farsi sentire durante le video lezioni, nonostante le mille difficoltà tecniche. Tra un cane che abbaia in sottofondo, un fratellino che piange e una mamma che passa l'aspirapolvere. In questi ultimi mesi i nostri prof, anche se a distanza, sono stati sempre presenti e disponibili ad ascoltarci e a comunicare con noi con ogni mezzo, anche se con modalità nuove e più tecnologiche di quelle precedenti. E così abbiamo ascoltato le loro parole, i loro consigli e le loro rassicurazioni attraverso uno schermo e una piattaforma digitale. I progetti più creativi sono stati attivati a distanza, come il progetto BIL, Biblioteca della Legalità, che ci ha permesso di metterci in gioco nel realizzare i book spot che vedrete. Questi brevi video sono stati progettati da noi e girati dentro le quattro mura domestiche con gli smartphone o le videocamere di famiglia. Seguendo le indicazioni dell'esperto video e dei nostri prof, abbiamo scritto le sceneggiature, ideato le tecniche di ripresa e di montaggio, per cercare di raccontare in modo creativo le storie dei libri letti in questo periodo, che più abbiamo amato. Auguriamo che queste pillole di lettura, queste brevi narrazioni vi emozionino, stimolando la capacità di ascoltare e la vostra curiosità. Attraverso i nostri bookspot desideriamo trasmettervi la nostra passione per la lettura, che ci permette di viaggiare con la fantasia e l'immaginazione nello spazio e nel tempo, restando al sicuro nelle nostre case. La lettura ci permette di continuare a sognare e di varcare i limiti imposti dal momento che stiamo vivendo, ma anche di riflettere sui temi importanti. Non dimentichiamoci mai che i pensieri hanno bisogno di parole e le parole hanno bisogno di voce, ma anche di qualcuno che si fermi ad ascoltarli. Questo è lo spunto di riflessione del primo book spot. E ora, silenzio e buona visione a tutti!